nelle mie ore di servizio, io lavoro al SUEM, e nelle mie ore di servizio di oggi ho avuto modo di incontrare e di portare in ospedale, in pronto soccorso, 5 persone con Covid che necessitavano, poi alla fine sono state tutte ricoverate. Di queste 5, 3 erano non vaccinate, 2 erano vaccinate ma con più di 6 mesi alle spalle dall'ultima dose. I 3 signori non vaccinati, una signora di 38 anni, Novax convinta, e gli altri 2 ultra sessantenni che non si sono vaccinati per o paura o perché hanno sentito dire che il vaccino può andare a toccare il miocardio o che la proteina spike può fare di qua e fare di là. Quindi diciamo anche che c'è molta, da una parte c'è paura da parte di alcune fasce della popolazione e dall'altra c'è anche un po' di suggestione. Di fronte all'evidenza c'è chi si rende conto e dice ho sbagliato, sono stato uno stupido, sono stato una stupida, ho fatto la più grande cazzata che potevo fare nei miei confronti e nei confronti magari di altri familiari che vivevano insieme a questa persona, che sono poi risultati tutti positivi. Ma c'è anche chi è fortemente convinto che è tutta una messa in scena e parole testuali magari oggi di questa giovane signora di 38 anni che non si fida né della medicina né dei medici né del personale sanitario, e per farla convinta a venire con noi in pronto soccorso, e poi torno a ripetere, essere ricoverata in pneumologia, c'è voluta l'insistenza da parte dei suoi genitori, da parte del compagno, che erano vaccinati, tutti vaccinati, e lei no. In questi giorni come operatore sanitario, come operatori sanitari, ci passa molta rabbia. Poi la rabbia ci passa, diciamo così, anche molto velocemente, perché il nostro compito è quello di assistere e di curare. La rabbia sorge e probabilmente in me aumenta, perché sappiamo benissimo che abbiamo un'arma a disposizione, che è la vaccinazione.